Relativamente ai nuovi collegamenti diretti di Trenitalia tra Agrigento e Palermo-Punta Raisi, che ha visto ieri la presenza ad Agrigento presso la stazione centrale dei massimi vertici regionali, tra cui lo stesso governatore Schifani, l'assessore Ricogli, esponenti di Trenitalia per la relativa presentazione, arrivano anche i pareri discordanti, come quello ad esempio dell'ex sindaco di Agrigento Filetto e del parlamentare regionale del Partito Democratico Michele Catanzaro. Filetto afferma che tra niente e qualcosa è sempre meglio preferire qualcosa, ma dare a questo qualcosa una tale enfasi per 2 corse giornaliere su 13, con un impegno di 2 ore e 30 o 2 ore e 40 minuti stimati per 105 km totali, è un'esagerata presa in giro, soprattutto per il fatto che l'Italia viaggia già da anni sull'alta velocità. Anziché arrossire per atavici ritardi, hanno dato l'annuncio in pompa magna. Per una città da sempre emarginata, afferma l'ex sindaco Filetto, ogni piccolo progresso, devono aver pensato alla regione, sarà accolto come un successo straordinario. Ad Agrigento siamo totalmente fuori dal mondo, che un piccolo escremento di Mosca ha fatto spostare dalla sua poltrona di Palazzo d'Orléans il presidente della regione con il suo corteo di deputati e sindaco. Questo ci dà la cifra di quanto siamo messi male. Sulla vicenda interviene anche il parlamentare dell'Arse Michele Catanzaro, che afferma come: caro presidente Schifani, per favore, niente toni entusiastici per una tratta ferroviaria in più in territori che da decenni sono trascurati, che affrontano ogni giorno gravissimi disagi, che hanno continue esigenze di mobilità, dove i turisti, nell'esaltare le bellezze del territorio, parlano anche del degrado infrastrutturale. Mentre la parte occidentale della provincia, afferma Catanzaro, è priva di rete ferroviaria da almeno 3 decenni, vive nella speranza che si faccia un ammodernamento dell'attuale strada statale 115 e quella orientale fa i conti con i collegamenti da terzo mondo. Il presidente della regione Schifani, continua Catanzaro, e i suoi assessori fanno propaganda alle spalle di migliaia di studenti e lavoratori che ogni giorno per recarsi al lavoro e per studiare sono costretti a fare grandissimi sacrifici e a perdere tempo e denaro. Chiediamo infine, conclude il capogruppo del PD, specifici dettagli sulle azioni previste per questo territorio martoriato nel contratto di servizio tra Regione e Trenitalia, che prevede oltre 1,6 miliardi di investimento fino all'anno 2026.